Le scale portatili sono attrezzature dotate di pioli o di gradini, sui quali una persona può salire, scendere o sostare per brevi periodi. Le scale portatili ci permettono di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota. Le scale sono quindi attrezzature utilissime per lo svolgimento delle varie attività lavorative, ma possono essere fonte anche di innumerevoli infortuni. Nei cantieri, ad esempio, il 50% degli infortuni per caduta dall'alto sono causati dall'utilizzo delle scale portatili. Di scale portatili ne esistono di diverse tipologie. Citiamone alcune. Esistono le scale doppie, le scale in appoggio, le scale trasformabili. Le scale poi si suddividono in scale a pioli quando la superficie di appoggio per il piede ha una larghezza dal lato anteriore al lato posteriore maggiore di 20 mm ma minore di 80 mm. Le scale a gradini quando la superficie di appoggio per il piede ha una larghezza dal lato anteriore al lato posteriore maggiore o uguale ad 80 mm. Vediamo ora quali sono le modalità corrette di utilizzo per una scala portatile. Vediamo l'utilizzo di una scala in appoggio, partendo dalle ispezioni iniziali che devono essere eseguite. Innanzitutto è necessario verificare l'integrità della scala, lo stato dei pioli, dei montanti, l'integrità delle superfici antiscivolo poste sotto i montanti della scala. Se la scala è conforme alla norma UNIN 131, su di essa è presente un'etichetta con indicati una serie di pittogrammi indicanti le modalità corrette e scorrette di utilizzo. Una volta verificato lo stato della scala è necessario delimitare la zona di lavoro, valutare lo stato di appoggio della scala al suolo, quindi appoggiare la scala e verificare la corretta inclinazione della scala stessa. In generale, la scala a pioli va appoggiata al muro, con un angolo rispetto al suolo compreso tra i 65 e i 75 gradi. Approssimativamente si può considerare che l'appoggio della sommità della scala al muro deve essere ad un'altezza dal suolo pari a 4 volte la distanza della base della scala al muro stesso. E ciò lo si può verificare con la regola del gomito. È quindi necessario fissare possibilmente la scala. Durante le fasi di salita e di discesa dalla scala è sempre necessario utilizzare le mani aggrappate ai pioli e non ai montanti della scala. Se devono essere eseguiti delle attività sulla scala utilizzando degli utensili, è necessario utilizzare l'apposito portautensili. Se si devono eseguire attività in quota sulla scala, è necessario quindi indossare l'imbracatura di sicurezza, dotata di cintura di posizionamento. Nel caso di utilizzo di una scala doppia è necessario non salire sopra gli ultimi pioli. È inoltre vietato camminare con la scala. Non ci si deve sporgere dalla scala in modo da compromettere la stabilità della stessa. Seguite sempre le indicazioni fornite dal fabbricante sull'uso corretto delle scale portatili.